Nel cuore delle Alpi Giulie esistono luoghi dove il tempo sembra rallentare, dove la natura domina il paesaggio e ogni sentiero racconta una storia. Oggi vi porto alla scoperta di 3 itinerari semplici ma straordinari nei dintorni di Sella Nevea: le Malghe del Montasio, le pendici del Mangart e il lago del Predil. Signori, via si parte! Ci sono luoghi che sembrano custodire l'anima più autentica della montagna e le Malghe del Montasio sono tra questi. Qui il sentiero si sviluppa dolcemente tra ampi prati alpini, dove il verde intenso dei pascoli incontra il profilo maestoso delle montagne che dominano l'altopiano. È un percorso semplice, adatto a tutti, che permette di immergersi in un ambiente naturale straordinario senza affrontare difficoltà tecniche. Camminando lungo il tracciato si incontrano le storiche Malghe, dove da generazioni viene prodotto il celebre formaggio montasio. L'atmosfera è quella di un tempo passato: campanacci che risuonano in lontananza, mandre al pascolo e il profumo dell'erba fresca che accompagna ogni passo. Lo sguardo viene continuamente catturato dalle imponenti pareti del gruppo dello IOF di Montasio, che si innalzano sopra il paesaggio creando uno scenario spettacolare. Questo non è solo un sentiero, ma un viaggio nella cultura e nelle tradizioni delle montagne friulane, un luogo dove la natura e il lavoro dell'uomo convivono in perfetta armonia. Un'esperienza che lascia il segno e che permette di vivere la montagna nella sua forma più genuina. Ai confini tra Italia e Slovenia si apre uno degli scenari più suggestivi delle Alpi Giulie. Le pendici del Mangart offrono un percorso facile e panoramico che consente a chiunque di avvicinarsi a una delle montagne più iconiche dell'intero arco alpino. Fin dai primi passi il paesaggio sorprende per la sua grandiosità. Il sentiero attraversa prati d'altura e dolci pendii, da cui si aprono viste spettacolari sulle valli circostanti. Sopra di noi domina la sagoma del Mangart, una montagna che con i suoi profili severi e le sue pareti rocciose sembra toccare il cielo. Lungo il cammino la natura si manifesta in tutta la sua bellezza: fiori alpini, silenzi profondi e un'aria limpida che regala una sensazione di libertà assoluta. Non servono grandi sforzi per godere di questi panorami straordinari, basta rallentare il passo e lasciarsi guidare dalla meraviglia. Percorrere le pendici del Mangart significa vivere la montagna in modo accessibile ma intenso, in un ambiente che trasmette pace, vastità e un profondo senso di connessione con la natura. Tra le montagne che circondano Sella Nevea si nasconde un luogo che sembra uscito da una cartolina. Il lago del Predil accoglie i visitatori con le sue acque cristalline dai riflessi verdi e turchesi, creando uno dei paesaggi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia. Il sentiero che costeggia il lago è semplice e adatto a tutti. Camminando lungo le sue rive si viene accompagnati dal dolce rumore dell'acqua e dal riflesso delle montagne che si specchiano sulla superficie immobile del lago. Ogni curva regala una prospettiva diversa, ogni scorcio sembra invitare a fermarsi per osservare e fotografare. Questo luogo racconta una storia fatta di natura, confini e tradizioni alpine. Le montagne che lo circondano creano un anfiteatro naturale di rara bellezza, mentre il colore dell'acqua cambia continuamente seguendo le luci del sole e il passare delle nuvole. Visitare il lago del Predil significa concedersi un momento di tranquillità e meraviglia, lontano dalla frenesia quotidiana. È una passeggiata che non richiede preparazione particolare, ma che riesce comunque a regalare emozioni autentiche e immagini destinate a rimanere nella memoria di chi la percorre. Tra pascoli alpini, montagne leggendarie e laghi dalle acque cristalline, l'area di Sella Nevea offre esperienze accessibili a tutti e capaci di sorprendere a ogni passo. Le Malghe del Montasio, le pendici del Mangart e il lago del Predil rappresentano 3 modi diversi di vivere la montagna, accomunati dalla stessa straordinaria bellezza. Luoghi da visitare con calma, da raccontare e soprattutto da vivere, perché alcune emozioni non si possono spiegare, bisogna semplicemente camminarle.
Sul nostro canale troverete video come la cima degli off di Montasio, il bivacco Luca Werrick, l'anello del lago del Predi con le ciaspole e la cima del Mangat. Noi siamo Trekking Friuli Venezia Giulia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Grazie a tutti, zaino in spalla e alla prossima!